Ho pianto per 2 giorni. Allora, parliamo anche di 110, per il 110 che non è il più 110 di prima. Qual è la situazione? Come possono anche regolarsi i cittadini per avere appunto la voce, lei è autorevole, che fa capire come stanno le cose adesso? Perché c'è un po' anche là di confusione. Sì, il 110, quindi il bonus, è legato solamente ai condomini fino a dicembre, dopodiché il governo dovrà decidere se continuare o meno. Il bonus per le case singole è stato di qualche mese prorogato, ma di poco. La verità è che sta scemando perché il governo non vuole più mettere altri soldi. Truffe ce ne sono state, d'altra parte non so perché, ma insomma l'Italia è fatta così, ma è stata fatta una legge fatta male secondo me. A prescindere da questo, il problema è che abbiamo tanti crediti incagliati e quindi da un lato 110 bene perché sta migliorando la situazione e quindi l'aspetto del consumo energetico per le case singole l'anno scorso e qualcosa quest'anno, per i condomini è sempre stato, ma va, ripeto, fino a dicembre. Quindi una cosa buona e valida sotto questo aspetto. Però questo ha creato veramente molte difficoltà legate poi soprattutto alle piccole aziende perché ci sono crediti, quindi vuol dire che i famosi soldi che il governo dovrebbe restituire, le banche non fanno più questa operazione o lo fanno molto poco e questo ha messo in difficoltà molti artigiani. Infatti parliamo dei crediti incagliati subito, lo interrompo solo un secondo, abbiamo un'altra telefonata in attesa. Pronto? Sì, pronto. Buongiorno, da dove chiama? Albignasego. Prego. Si abbassa il volume che così, perché abbiamo il ritorno, abbassi il volume. Sì. Grazie. D'accordo, da Albignasego. Benissimo, faccia pure la sua domanda. Sì, volevo chiedere al Presidente Boschetto, mi dicono che con il cappotto bisogna che ci sia una ventilazione forzata, è necessario per tenere la casa priva di umidità all'interno o è per qualche altro motivo? Certo. Va bene, grazie mille. Adesso il Presidente risponde. Grazie. Salve. Arrivederci. Prego. Allora, questo è come avevamo affrontato prima, affinché non ci siano delle muffe interne perché non vengono arieggiate le case, è consigliabile, nelle case nuove viene fatto per forza una arieggiatura forzata, in modo tale che c'è il ricambio d'aria e nei punti freddi, che di solito sono gli angoli in alto tra le pareti e il soffitto, si forma o si può formare della muffa, per cui è consigliato questo aspetto tecnico. Anche perché direi quasi obbligatorio io, anche se non lo è sotto l'aspetto di normativa, ma lo è sotto l'aspetto di vivibilità della casa, perché quando iniziamo ad avere le muffe, dopo bisogna mettere delle tinte particolari, che in ogni caso non riescono del tutto a risolvere il problema. Il problema rimane sempre che una casa è come una bottiglia quando gli si mette un tappo che dopo si forma della rugiada dentro. Certo. E questo perché l'effetto caldo-freddo. Le chiedo un'altra cosa, c'è l'obbligo, c'è stato fino adesso, non so se sia ancora obbligatorio, avere i famosi buchetti in casa per la reazione, no? Per il gas. Quello era legato al gas. Esatto. Però mi hanno detto nuove no. Perché non c'è il gas. Perché non c'è il gas. Però tanti hanno ancora l'impianto a gas, oppure magari lo vogliono. Perché quelle servono in ogni caso. E allora mi dicono, se c'è un buco, se tu tappi tutta la casa e poi ci fai un buco con l'uscita per il gas, diventa un paradosso, per cui l'uscita della casa... Anche quando apriamo le finestre è un paradosso perché entrano metri cubi di aria fredda se siamo d'inverno, però è così, la casa ha bisogno del cambio e quindi della modifica nell'equilibrio dell'umidità. Quindi la raccomandazione è quella, cercare di arieggiare perché altrimenti col cappotto diventa veramente un problema. O forzata oppure in forma naturale, che vuol dire aprire 10 minuti la finestra. La casa che non viene abitata però potrebbe invece essere un problema, cioè quando si arriva si potrebbe essere un problema. Quello sì, quello lo erano già una volta,
quando io mi ricordo che si andava a fare sopralluoghi in case che erano chiuse da mesi, c'erano le muffe. Figuriamoci adesso, insomma. Quindi è sempre una casa è sana quando è vissuta, certo. in tutto e per cui non c'è altro sistema, insomma. Quindi bisogna stare anche attenti da questo punto di vista. È arrivato un messaggio prima, vediamo se riusciamo a rileggerlo. Eccolo qua. Le regole chiare sono per paesi avanzati. In Italia ogni norma viene interpretata in 1000 modi. Siamo fatti così un paese di furbetti. Questo relativamente a quello che c'era del 110. Un altro messaggio, dietro le parole green io vedo solo una grandissima speculazione, e questo in ogni settore. Su questo sì e no. Allora, è come il tema bio negli alimentari. Cioè, allora, da un lato io sono convinto che sia giusto, che dobbiamo cercare di vivere meglio perché fa bene alla nostra salute. E quindi sia nell'aspetto alimentare, quando si usa la parola bio, soprattutto nel tema di oggi che stiamo affrontando, green. Perché il consumo dell'energia siamo abituati, io mi ricordo, che c'erano le caldaie a nafta ai miei tempi, quindi c'erano i camini che sparavano fumo nero con ovviamente la ricaduta. Quindi io sono convinto che è giusto continuare come nel percorso che è già stato avviato. È ovvio che su questo dopo c'è sempre il furbetto, perché come veniva ben detto, noi italiani siamo fatti forse così. Speriamo che si cambi. Ma è una speranza, l'abbiamo visto nel bonus 110, l'abbiamo visto nel bonus facciata, lo vediamo su ogni cosa. Io sono sempre convinto che così come ci sono altri paesi che riescono ad affrontare gli stessi problemi meglio di noi, non del tutto, perché insomma ho avuto l'esperienza di girare anche un po' l'Europa per il ruolo che ho, e i furbetti ci sono dappertutto. Però è vero che da noi proliferano. Da noi crescono bene, ma qui dipende dalle regole. I cosiddetti paletti ci devono essere fatti bene, e ripeto, in Italia c'è poca attitudine a fare regole precise. Più che altro cambiano continuamente. Siamo sempre abituati a modificarle in corso d'opera, ma non può essere così. Assolutamente. Non è un paese che vuole crescere bene finché andiamo avanti con questo pensiero. Assolutamente, purtroppo. Presidente, siamo arrivati al termine. Io volevo parlare anche di altre questioni, anche relative ai giovani, assunzioni, giovani, situazione del mercato, magari lo faremo anche in un'altra occasione, perché sono sempre temi molto importanti. Il mondo del lavoro, che è un mondo molto importante, che ne abbiamo bisogno, e che bisogna anche questo affrontarlo oggi per oggi. Assolutamente sì. Presidente Boschetto, grazie ancora, le auguro buon lavoro naturalmente, grazie a voi telespettatori di aver partecipato tanto con i messaggi quanto con le vostre telefonate, sono sempre sollecitazioni molto importanti, grazie, tutta la puntata la potete poi rivedere in replica nel nostro sito, buon proseguimento.